Situato nel Piemonte orientale, tra Torino e la Valle d'Aosta, il Canavese è il territorio eterogeneo che abbraccia valli alpine, colline moreniche, laghi limpidi e borghi sospesi nel tempo. Ma accanto a castelli, sentieri e panorami, il Canavese custodisce un tesoro, forse meno evidente, eppure preziosissimo: la sua gastronomia, cultura del cibo e del vino, sapienza artigiana, legame con la terra, storie di intere comunità che hanno fatto della qualità una scelta identitaria. Il Piemonte è sicuramente famoso per i rossi, Barolo e Barbaresco, però oggi come oggi ci si è spostati anche su una nuova produzione a bacca bianca. Si tratta Erbaluce di Caluso DOCG, che esiste nelle tre versioni, fermo, spumantizzato e passito. Ma in questo momento ci troviamo invece lungo la via del vino, in una zona molto bella, che ci porta a Carema, perché anche qui c'è una DOC molto importante che è il Rosso Carema, un nebbiolo molto particolare. Una delle particolarità la vedete nel sistema di allevamento, perché ci sono questi pilun, così si chiamano, che diventano quasi una serra naturale. Ma andiamo direttamente nella cantina per capire qual è questo vino, le caratteristiche, come funziona il sistema di allevamento e anche la vendemmia. Questi che vedete si chiamano pilun e sono fatti di pietra e calce e hanno proprio lo scopo anche di aiutare il grappolo a maturare, perché tende a trattenere il calore del sole per poi rilasciarlo nel corso della notte. E il Rosso Carema E DOC è sì, un nebbiolo in purezza, si chiama picutender il nostro nebbiolo. come? Picutender, picotendro in italiano. Questa è la cantina, ma quanti soci La cantina dei produttori? produttori Nebbiolo di Carema, e abbiamo circa un centinaio di soci, di cui conferenti che portano appunto uve in cantina circa una settantina. Tra tutti abbiamo circa 20 ettari vitati, quindi è una piccolissima realtà fatta di tantissime persone. Siamo praticamente una famiglia, una grande famiglia, tante teste, tanti cuori che lavorano e si impegnano a mantenere questo meraviglioso territorio caremese. Quindi non facciamo solo un ottimo vino, abbiamo anche proprio una funzione, se vogliamo, anche sociale, perché aiutiamo veramente a mantenere e custodire questo patrimonio che è veramente, posso anche dirlo, unico. La viticoltura è eroica. Eroica, assolutamente una viticoltura eroica. Noi ci piace più dire una viticoltura di cuore, di tradizione, più che eroica. Ma lei è un produttore di Carema? C'è sopra, io sono aiuto. Che bel grappolo! Punto. Bellissimo. Grazie. Se il Piemonte è famoso per i vini rossi, anche un vitigno a bacca bianca si sta facendo davvero luce, anzi si tratta proprio dell'Erbaluce di Caluso, un territorio molto particolare. Allora, Assessore, questo vino che cosa rappresenta per questo territorio? Per noi rappresenta la cultura innanzitutto di un territorio che noi vogliamo bene, rappresenta un modo di bere diverso da quello che è un normale, insomma è uno dei primi vini bianchi a essere stato nominato, ad avere avuto il DOC nel 1969 insieme al Carema, ad esempio. Cioè è stata già una combinazione che ci rende abbastanza simili come territorio. Il nostro territorio sono di origine morenica, quindi vuol dire che comunque le colline sono state create dal ghiacciaio mentre scendeva giù, creando questa bellezza che abbiamo intorno e avere anche tutto il turismo che abbiamo, un turismo molto soft, perché non è un turismo di massa ed è una cosa che a noi ci contraddistingue in maniera molto forte e chiara. Il nostro Erbaluce ha 3 denominazioni: ha il fermo, un metodo classico sviluppato nel 1968, anche questo qui, da parte di un produttore che si chiama Orsolani Francesco, e poi c'è il famoso Passito di Caluso, famoso perché comunque nel 500 sembra che Leonardo da Vinci era un estimatore di questo vino.
Tra l'altro una cosa molto curiosa, il nostro programma ha il cuore nell'Emilia Romagna, qui siamo nel cuore del Piemonte, eppure c'è un gemellaggio tra Caluso e Crevalcore, un gemellaggio che nasce dalla solidarietà, però diciamo che anche il mondo del vino, insomma, può creare, insomma, una Assolutamente sì, unione. assolutamente sì. Noi abbiamo fatto gemellaggio con loro grazie a quello che era la solidarietà di quel momento lì, quando c'è stato il terremoto dell'Emilia Romagna. Scelto Crevalcore perché era un paese molto simile a Caluso, anche per la sua anche loro producono vino, insomma, quindi sì, in qualche cosa ci siamo assomigliati, e quindi abbiamo scelto Crevalcore per questa cosa qua. Il patto di gemellaggio è stato fatto 2 anni fa, prima a Crevalcore e l'anno scorso a Caluso, e durante la festa dell'uva che l'anno scorso, quest'anno nel 2025, ha raggiunto ben la 92esima edizione. A proposito di vino, ma non solo, Borgofranco di Ivrea. Un altro piccolo borgo agglomerato di casupole addossate alle pareti rocciose della montagna, una montagna che respira, si dice, dove le stradine, i vicoletti, le salite hanno tutti nomi che evocano l'euforia di qualche bicchiere di vino: via del buon umore, via della coppa, Vico di Bacco. E la cosa particolare di Borgofranco di Ivrea sono i balmetti, caratteristiche cantine naturali ricavate nella roccia morenica nel massiccio del Monbarone, adibite principalmente alla conservazione del vino e del formaggio. Sono praticamente a 1 chilometro dal centro abitato e si estendono per oltre 500 metri. La loro origine è senza dubbio molto antica, in quanto legata alla coltivazione della vita, documentata in zona fin dagli inizi del XII secolo. Un fenomeno naturale provoca la fuoriuscita di correnti d'aria denominata ore da alcune cavità della montagna, che consentono di mantenere all'interno delle cantine umidità e temperature costanti tra i 7 e gli 8 gradi in tutte le stagioni. La costruzione balmetto è a pianta rettangolare a 1 o 2 piani fuori terra ed è ingentilita esternamente da un cortile delimitato da un cancello in legno o un ferro, da un pergolato coperto dalla vite o da rampicanti e piante di vario tipo, in genere un tavolo con panchine in pietra o di legno. Il piano terra è il balmetto vero e proprio, il piano superiore può invece avere più stanze con il caratteristico potager o il caminetto, utilizzate normalmente per intrattenimenti conviviali. Questi balmetti sono parte integrante delle tradizioni e della cultura locale, in particolare nel periodo della vendemmia, e alcuni offrono anche una grande ospitalità. Ha 40 anni il portone. Io ne 60, perciò non sono più giovane io, non sono più giovane, però lo fai per la famiglia, tradizione, i ricordi dei nonni, bisnonni. Il nonno sì, i bisnonni non mi ricordo. Papà sì. Adesso mio papà è mancato nel 2014, ci siamo io, mia sorella e mia mamma ancora. E la mamma ne ha 90. Il Canavese sta molto vicino al Monferrato, ma non solo, sconfina anche a nord verso la Valle d'Aosta. Sarà la meta del nostro prossimo giro, ma a questo punto finisce la puntata. Grazie per essere stati con noi e ci rivediamo la prossima settimana, puntuali sempre qui. In collaborazione con